In Italia c'è una carenza di 56.000 medici, di cui almeno 1.300 sono valutati mancanti in Veneto. Dopo circa 4 mesi di adempimenti burocratici ha però preso via l'iter per l'inserimento dei primi 46 in regione, 22 specializzandi e 24 specializzati da indirizzare all'inserimento nel pronto soccorso. Aziende ULSS e Università di Padova e Verona hanno collaborato a organizzare questa importante iniezione di personale medico. Noi abbiamo proceduto alle assunzioni appena vi è stata la possibilità in base agli accordi regionali. Avevamo però già pronte le liste derivanti dai concorsi fatti dall'azienda Zero e quindi, come sapete, il meccanismo è che vi sono i già specializzati che concorrono normalmente, una doppia lista per gli specializzandi, esaurita quella si passa all'altra, cosa che noi abbiamo fatto, insomma, e quindi abbiamo circa 7 assunzioni e insomma, credo che daranno un bel contributo all'attività dell'azienda, specialmente nelle parti più difficili e nell'assunzione del personale, cioè anestesia, rianimazione, pronto soccorso. Altro aspetto delle ristrutturazioni sanitarie è la questione dei tempi di attesa per le visite specialistiche. Il Veneto ne ha dimezzato la tempistica rispetto al dato nazionale. Ma noi non abbiamo prestazioni galleggianti e sui tempi di attesa riusciamo a rispettare il 99,5, quindi sono casi singoli quelli che non riusciamo a rispettare i tempi. Mi viene da dire che, guardate, le visite urgenti e quelle a 30 giorni riusciamo a garantirle sempre. Sono quelle che non hanno nessun criterio di urgenza sull'impegnativa, che a volte si vedono attribuito un tempo d'attesa molto lungo, e qui bisogna raccordarsi con la prescrizione, ove la visita non sia urgente o sia un controllo previsto a 6 mesi, non sono 180 giorni di attesa, sono un controllo a 6 mesi e quindi non c'è nessun giorno d'attesa. Possiamo perfezionare questo modello magari definendo subito la data in cui ci sarà la visita di controllo, possiamo perfezionarlo meglio magari in quei rarissimi casi, che siamo l'1, lo 0,5%, adottando su queste situazioni criteri anche di overbooking, come si dice. Prenotiamo un paziente in più, ne abbiamo previsti 10, ne prenoteremo 11, così rispettiamo i tempi, ma complessivamente sulla specialistica per l'azienda di Padova siamo abbastanza soddisfatti di come stanno andando le cose negli ultimi 2 anni sicuramente.